Terry Brum è a Zurigo, trattenuta dalla polizia svizzera. Interrogata ha detto che non voleva uccidere Francesco D'Alessio, che quella notte era andata da lui in Corso Magenta per dirgli di smetterla di dire quelle cose su di lei. Dirà al processo: volevo fargli paura. E dirà che poi lui ha iniziato di nuovo a insultarla. Ha detto ai poliziotti di Zurigo quello che poi ripeterà a quelli italiani e poi in tribunale. A Zurigo arriva Enrico Macri, il dirigente della squadra mobile di Milano incaricato di seguire le indagini. Ha chiesto al sostituto procuratore di Milano di poter avere con l'indagato un colloquio informale. Macri chiede a Terry Brum di seguirlo a Milano volontariamente, evitando così che si debba procedere alle pratiche per la richiesta di estradizione. Terry Brum accetta. L'estradizione è un istituto giuridico tra stati. Si parla di accordi bilaterali quando si tratta di due stati o multilaterali, se sono di più. Può essere un'estradizione attiva e passiva. Nel caso di Terry Brum si sarebbe trattato di estradizione attiva, cioè quando l'Italia chiede a un altro paese che venga estradata una persona, mentre è passiva quando è un altro Stato a chiederlo all'Italia. Può essere richiesta sia per una persona già condannata e che quindi deve scontare una pena, sia per una persona che deve essere giudicata. A fare la richiesta è la procura che si interessa del caso. La trasmette al Ministero di Giustizia che poi, se decide che ci siano i termini per farlo, la invia al paese dove si trova la persona oggetto dell'indagine o già condannato. I tempi variano in base agli accordi tra gli stati, ma non sono mai immediati. In questo caso la procedura di richiesta di estradizione viene evitata. Terry Brum accetta di seguire Enrico Macri e anche questo comportamento sarà poi tenuto in considerazione durante il processo. Brum sale con il dirigente di polizia su un treno per Milano. Appena il treno arriva alla frontiera di Chiasso, Macri arresta la donna. È stata arrestata la scorsa notte a Zurigo la presunta assassina di Francesco D'Alessio, ucciso ieri mattina a colpi di pistola nel suo appartamento milanese, quasi certamente per ragioni di gelosia. L'arrestata è Terry Brum, una giovane americana originaria della Carolina del Sud. In quest'ora a Milano Terry Brum viene nuovamente interrogata, ripete la sua versione. Il capo della squadra mobile Achille Serra la descriverà poi come agitatissima. Ha ricordato l'avvocato di Terry Brum, Jacopo Pensa, nel corso della trasmissione Donne, vittime, carnefici sulla 7. Brum confessò subito in Svizzera il delitto che aveva appena commesso. Posso dire che la confessione, come sempre avviene, ha influito positivamente, insieme a tutto il residuo comportamento processuale che ha avuto. Al termine dell'interrogatorio Terry Brum viene portata nel carcere di San Vittore a Milano, dopo un breve periodo in quello di Pavia. Ha pesanti crisi d'astinenza da cocaina e da alcol. I giornali intanto danno una grande attenzione al delitto. Viene in quei primi giorni raccontato come un delitto passionale o delitto di gelosia. Anche la stampa americana segue attentamente la vicenda. Anni dopo, il magazine americano Cosmopolitan pubblicherà un lungo articolo sulla vicenda e su quale fosse la vita delle tante modelle che in quel periodo arrivavano a Milano. Ha scritto William Murray: molte di queste giovani donne non sono mai state all'estero prima. Arrivano in città con poche centinaia di dollari, una promessa di lavoro da parte di qualche agenzia, una presentazione o due a un noto fotografo e direttore artistico e molta speranza. Le prime settimane in città sono cruciali. Se una modella può farsi assumere per una sfilata o una campagna pubblicitaria, inizia a guadagnare un po' di soldi, con cui oltre a sostenersi deve ripagare l'agenzia. E deve continuare a fare il giro, farsi conoscere non solo all'interno di studi, agenzie pubblicitarie, uffici di produzione televisiva e riviste, ma anche nei circoli delle feste, nei locali notturni, nei ristoranti, negli appartamenti di lusso e nelle ville di campagna dei potenti, delle persone con molte conoscenze o dei semplici ricchi.
E tutto il tempo c'è l'ossessione di essere perfette, di rimanere magre. Quello di cui la maggior parte delle donne coinvolte in questo gioco autoindulgente non riesce a rendersi conto è che le regole sono in gran parte dettate dalla criminalità, che possiede segretamente non solo molti dei locali notturni e dei ristoranti che frequentano, ma anche alcuni degli hotel in cui soggiornano. Milano, con le sue orde di appariscenti imprenditori, è stata celebrata come capitale del crimine d'Italia. Dal carcere di Pavia, dove ha compiuto atti di autolesionismo, Terry Brun viene trasferita nel carcere di Bergamo. Il processo per l'assassinio di Francesco D'Alessio inizia nel giugno del 1986. Pochi mesi prima in Italia è anche uscito un film, Sotto il vestito niente, ispirato a un romanzo scritto da Marco Parma, pseudonimo del giornalista Paolo Pietroni. Il film, ambientato nel mondo della moda milanese, prende spunto proprio dal delitto avvenuto nel giugno del 1984. Il processo parte da un punto fermo. Terry Brun ha sparato a Francesco D'Alessio. Lo ha ammesso lei stessa, più volte, senza mai cambiare versione. L'ha fatto, ha detto, durante una colluttazione. Ha anche detto che quando è andata nell'appartamento di D'Alessio non era lucida per la grande quantità di alcol e di cocaina assunti. E questo sarà un elemento estremamente importante all'interno del processo. L'assunzione di sostanze può in un procedimento giudiziario essere considerata un aggravante o un attenuante. Dipende da alcuni fattori, o meglio, dalla diagnosi che viene fatta della persona imputata. Ma ci arriveremo più avanti. Dice la psicologa e criminologa forense Fabiana Sallucci. Allora, la classificazione delle sostanze stupefacenti viene fatta anche in base agli effetti che hanno sul sistema nervoso centrale e quindi abbiamo sostanze deprimenti, stimolanti e allucinogene. La cocaina, nello specifico, rientra tra le stimolanti e gli effetti variano ovviamente in base a diversi fattori, tra cui le dosi che si assumono. Ad un dosaggio più alto può provocare un aumento dell'aggressività, impulsività, così come la tendenza a sottovalutare i pericoli. Nel caso dell'abuso può indurre quadri molto più severi, come la psicosi con deliri, allucinazioni che possono sfociare in comportamenti violenti e antisociali. Ad esempio, nel caso di psicosi con deliri persecutori, l'altro può assumere caratteristiche appunto persecutorie, minacciose, diventa il nemico, qualcuno che può farmi del male e quindi può succedere che rispondo con un agito violento per liberarmene. Nei consumatori di cocaina, inoltre, troviamo spesso quelle che vengono definite le condotte di poliabuso, cioè che cosa significa? Che c'è un uso di più sostanze contemporaneamente, in particolar modo in associazione con l'alcol. Anzi, diciamo che spesso l'alcol fa proprio da apripista al consumo di cocaina. Tra l'altro, l'assunzione contemporanea di cocaina e alcol produce la formazione di una sostanza chiamata cocaetilene, che ha degli effetti molto potenti e disinibenti e quindi aumenta ancora di più il rischio che il soggetto metta in atto comportamenti impulsivi e violenti. Nel processo conterà molto anche l'atteggiamento tenuto da Terry Brun dopo l'arresto. E anche come si presenterà al processo, quello che dirà. Conteranno le perizie psichiatriche a cui verrà sottoposta e la ricostruzione di ciò che è accaduto nelle settimane precedenti all'omicidio, cioè i comportamenti di Francesco D'Alessio. Si parlerà molto anche di quanto quei comportamenti fossero dettati dall'abuso di cocaina. Quello su cui punteranno gli avvocati difensori e di cui si parlerà molto al processo sarà anche un altro elemento. Lo spiegò l'avvocato Pensa. I rapporti tra la Terry Brun ed Alessio erano stati rapporti molto particolari e strani, perché la Terry rivendicava per sé il diritto di accompagnarsi con chi voleva, mentre D'Alessio in pratica pretendeva che, siccome la Terry aveva avuto altri rapporti con altri amici, con altre persone del gruppo, dovesse necessariamente anche non rifiutarsi di accompagnarsi con lui. Questo è stato uno dei temi del processo che poi è stato trattato a lungo durante il dibattimento.
Uno dei temi che è stato molto trattato e che non è passato, devo dire che non è passato nel corso dei due processi, dei due gradi di giudizio, è stato quello della provocazione. Io avrei voluto che si riconoscesse che D'Alessio aveva provocato Terry con certi atteggiamenti che pur sono stati storicamente provati, ma alla fine la Corte ha deciso che quegli atteggiamenti, pur riconosciuti, non costituissero provocazione, non arrivassero al punto da costituire provocazione. Questa è stata la sintesi, diciamo, della decisione in ordine all'atteggiamento di D'Alessio nei confronti di Terry Brooks. Il processo a Milano è seguitissimo, non solo sui giornali ma anche dal pubblico che ogni mattina si mette in fila davanti al Palazzo di Giustizia per assistere alle udienze. Sul Corriere della Sera il giornalista e scrittore Oreste Del Buono scrive un articolo che viene titolato «Con la ragazza del South Carolina sono tornati i logionisti». Scriveva Del Buono: questo pubblico è arrivato per tempo a fare la fila davanti alla porta chiusa dell'aula della Corte d'Assise designata, come i logionisti la fanno davanti al Teatro alla Scala, per comprare i biglietti e assistere all'esibizione di un grande loro beniamino. Scrive ancora Del Buono: questo pubblico è disposto a ogni sacrificio per assistere al presunto martirio e all'auspicata beatificazione della sua eroina. Al primo difensore, Raffaele Della Valle, hanno voluto tributare un applauso convinto. Come scriveva Del Buono, quello a Terry Brooks è un processo in cui molte simpatie sono per la persona imputata. La vittima dell'omicidio diventa quasi, da morta, la persona da giudicare. Il presidente della Corte, Antonino Cusumano, all'ennesimo applauso verso gli avvocati difensori, si arrabbia, dice: «Capisco le emozioni, ma siamo qui per giudicare i fatti, ci vuole rispetto». Dice Fabiana Salucci. La vicenda colpì molto l'opinione pubblica, anche per come venne rappresentata dai mass media. Ci fu una sorta di empatizzazione, se così vogliamo chiamarla, nei confronti della colpevole per via delle vicende drammatiche relative alla sua storia. È sicuramente più semplice empatizzare con qualcuno che percepiamo come debole, con qualcuno che ha agito in risposta a dei torti subiti e quindi come atto di ribellione. Veniva per lo più rimandato l'aspetto della debolezza e della vulnerabilità, quindi tutte caratteristiche che si allontanano da quello che è il concetto di un agito violento. Quando accadono delitti simili ci si aspetta di vedere il mostro, e invece ci si ritrovò di fronte ad un atteggiamento remissivo, ad una personalità fragile e vulnerabile. Noi abbiamo in qualche modo bisogno di rintracciare il cattivo e allontanarlo da noi. Questo ci permette quindi di tracciare la famosa linea di confine che separa i buoni dai cattivi. Perciò quando ci viene rimandata l'immagine di qualcuno che ha agito per esasperazione o per difendersi in qualche modo e non per pura malvagità, la nostra percezione e l'approccio che abbiamo nei confronti della vicenda possono cambiare. Cioè è proprio un bias cognitivo. Io automaticamente l'atteggiamento di remissività e debolezza lo associo a tutto quello che concerne l'essere vittima. Lo stesso avvocato di Terry Brooks, Jacopo Pensa, dirà: molti dicevano, questo è un giallo. Parlavano di innocentisti e colpevolisti come se ci fosse il dubbio su chi avesse commesso questo reato. E io continuavo a dire: guardate che non è un giallo. I fatti sono pacifici. Semmai, se volete parlare di giallo, parliamo di giallo della mente. Per Claudio Sciarra, l'avvocato che rappresenta la moglie di D'Alessio, Cheryl Stevens, è un processo difficile proprio per il clima che si è creato intorno alla vicenda. E la ricostruzione e le testimonianze di ciò che era avvenuto nei giorni precedenti all'omicidio non fanno che rafforzare l'umore generale che si è creato. Del processo si parla persino sul New York Times, con un articolo intitolato «Una modella e un omicidio, la bella vita italiana a processo», come se a essere accusato fosse uno stile di vita, un pezzo di società. Ecco cosa ha detto Claudio Sciarra nel corso della trasmissione Cronache Criminali.
Il processo per l'omicidio d'Alessio fu un processo più importante della fine del secolo precedente. Aveva una visibilità internazionale perché? Perché D'Alessio era conosciuto in tutto il mondo per l'attività ippica dei D'Alessio, con la loro grande scuderia. C'erano all'epoca tutti i giornalisti, le televisioni italiane, inglesi, americane. Fu un processo molto difficile, impegnativo, con circa 10 udienze a cui parteciparono gli avvocati più importanti dell'epoca. Prima dell'inizio del processo, Terry Brum è stata sottoposta a perizia per stabilire la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. La perizia d'ufficio è stata affidata a Gianluigi Ponti, Gaetano Penati e Isabella Merzagora. La relazione inizia con l'analisi effettuata subito dopo l'arresto, in cui è stata riscontrata una sindrome ansioso-depressiva con iniziali spunti dissociativi e tendenza all'eccitazione. Nei colloqui successivi, avvenuti sempre in inglese senza interprete, la relazione dei consulenti sottolinea che Terry Brum tiene sempre un atteggiamento garbato e adeguato, salvo dimostrare commozione e ansia quando si toccano gli aspetti più drammatici della sua vita. Ha un atteggiamento apertamente seduttivo per accattivarsi le simpatie degli esaminatori. L'eloquio della perizianda, scrivono i consulenti, è rapido e corretto, talvolta di un recitativo brillante. Si ritiene vittima di una situazione artatamente costruita per nuocerle, dentro una trappola costruita contro di lei. La personalità poco capace di gestirsi emerge dal suo non colpevolizzarsi per il genere di vita condotta. Il delitto stesso è vissuto come accaduto piuttosto che agito, tanto che per esso non porta giustificazioni. Io non ero lì, e intende psicologicamente come se avesse agito in una sorta di automatismo che esclude la volontà. Ha detto Isabella Merzagora. Direi che forse si può compendiare la personalità di Terry Brum nel senso di una personalità dipendente. Dipendente sia per il suo ricorso abituale, anche ben precedente al delitto, alle sostanze d'abuso, le più varie, direi che qualsiasi cosa trovasse, mi viene da dire. Quindi alcol, quindi benzodiazepine e poi la droga d'elezione che per lei fu la cocaina. E dipendente anche dalle persone. Sembrava una donna che non poteva vivere se non aggrappata al braccio di qualcuno. Qualche volta capita che, come dire, ritorni tutta una storia di vittimizzazione e magari addirittura una sorta di identificazione con la figura dell'aggressore in coloro che magari sono stati in precedenza sempre vittime e a un certo punto decidono appunto di invertire i ruoli. In questo caso specifico direi che una grossa componente l'ebbe proprio l'abuso di cocaina. La conclusione della perizia è che la capacità di intendere e di volere di Terry Brum al momento del delitto era grandemente scemata per transitoria psicosi tossica in soggetto cronicamente intossicato da cocaina. È in quella parola cronicamente che sta la differenza, a livello di perizia psichiatrica e poi di valutazione giudiziaria, sulla capacità di intendere e di volere di una persona che ha assunto sostanze. Un dispositivo dell'articolo 95 del Codice Penale stabilisce che per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcol o da sostanze stupefacenti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89. L'articolo 88 del Codice Penale dice: non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere. Mentre l'articolo 89 stabilisce che chi nel momento in cui ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.
Quindi l'intossicazione cronica può prevedere un vizio totale o parziale di mente e di conseguenza la possibilità di non imputabilità o di uno sconto di pena. Diversa è l'intossicazione acuta, per cui si fa riferimento all'articolo 93 del Codice Penale che equipara la commissione di un fatto sotto l'azione di sostanze stupefacenti a quelli commessi sotto l'azione di alcol, trattati nell'articolo 92 sempre del Codice Penale. E cioè, l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata. Anche questo articolo fa riferimento a un altro articolo, l'87, che dice che le norme sul vizio parziale o totale di mente non si applicano a chi si è messo in stato di incapacità di intendere o di volere al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa. Ecco cosa dice ancora Isabella Merzagora. Il sistema della imputabilità, per quanto riguarda l'intossicazione di sostanze, prevede sostanzialmente due ipotesi. Una è cosiddetta l'intossicazione acuta e l'altra è quella cronica. Questo non vale solo per la cocaina, vale anche per l'alcol. Acuta è quella che, facciamo l'esempio dell'alcol che dovrebbe trovarci più esperti rispetto alla cocaina. Ti prendi una gran spronza, la mattina dopo, ci avrai mal di testa, ma non sei un malato. Se dopo la gran spronza commetti un reato, paghi, perché questa è appunto un'intossicazione acuta, cioè il codice è come se assumesse, diciamo così, una funzione pedagogica. Devi imparare a non assumere sostanze voluttuarie. L'assunzione cronica è quella in cui, per esempio, tu in realtà non è che puoi proprio smettere di assumere. Intervengono fenomeni appunto di dipendenza. Insomma, in questo caso si considera sia un'infermità. Allora in questo caso sì, che la tua intossicazione può incidere sulla capacità di intendere e di volere. Ecco, in sostanza è questo. Quindi a Terry Brun fu riconosciuta un'intossicazione cronica. Ricordo anche che si fece riferimento anche al fatto che questo, si inseriva in una personalità già vulnerabile di suo. Quindi in un certo senso, insomma, erano entrambe le cose che concorrevano. Questo stato parziale incapacità fu quello che emerse dalla relazione dei consulenti che effettuarono la perizia, ma che però non fu riconosciuto, come vedremo al processo di primo grado. Quando inizia il processo, Terry Brun appare molto diversa rispetto al 1984. Nel carcere di Bergamo, dove è stata trasferita, ha seguito un percorso di disintossicazione e di riabilitazione. Ha detto il giornalista Ugo Savoia nella trasmissione Cronache Criminali condotta da Giancarlo De Cataldo. In qualche modo è come se volesse dare di sé un'immagine completamente diversa rispetto a quella che era uscita nelle settimane e nei mesi del delitto dell'84. Appariva in aula senza trucco, rispondeva in modo pacato, se non aveva dato nessun tipo di segnale di nervosismo o altre cose così. Quindi colpì molto sia l'opinione pubblica sia la giuria, perché dava proprio l'idea della ragazza che aveva subito un grave torto prima di commettere lei un delitto. Era evidente il suo tentativo di cambiare l'immagine che la gente si era fatta di lei. In carcere a Bergamo, Terry Brun si è legata a un'altra detenuta, Vincenza Fioroni, ex terrorista appartenente al gruppo Prima Linea e condannata per aver partecipato all'omicidio del magistrato e docente di criminologia Guido Galli, assassinato il 19 marzo 1980 davanti all'aula 309 dell'Università Statale di Milano. Insieme a Fioroni, Terry Brun segue corsi di avviamento al lavoro artigianale. C'è poi un'altra persona molto importante nel percorso che Terry Brun segue in carcere. È padre Adolfo Bachelet, fratello del giurista Vittorio Bachelet,
assassinato dalle Brigate Rosse all'interno dell'Università La Sapienza di Roma il 12 febbraio 1980. Gesuita, padre Bachelet dedicò molta parte della sua vita a incontrare e ad aiutare nel ripensamento delle loro azioni, criminali, soprattutto ex terroristi, detenuti per delitti di sangue. Dice Matilde Perego, criminologa che si occupa di carceri. Il caso della Brum è uno di quei casi in cui il sistema riabilitativo del carcere ha funzionato. Le carceri italiane, secondo l'articolo 27 della Costituzione, hanno una funzione riabilitativa. Che cosa vuol dire? Che si incentra tutto a, teoricamente, dare le risorse a tutti quei settori che possono rieducare e reinserire nella società il detenuto quando poi dopo verrà scarcerato. Spesso questo in realtà non avviene. Nel caso della Brum è andata bene, nel senso che lei era stata prima messa nel carcere di San Vittore e poi in quello di Pavia, dove in entrambi i posti aveva tentato il suicidio. Poi venne trasferita a Bergamo, dove la situazione, che era già un carcere molto all'avanguardia ai tempi, e qui lei conobbe Vincenza Fioroni, che era un ex terrorista, però insieme a questa persona instaurano un rapporto di amicizia, comunque probabilmente anche un rapporto affettivo, e intraprendono un percorso riabilitativo, ad esempio attraverso l'arte, e poi anche al fianco di Adolfo Bachelet, che era un padre e fratello di Vittorio Bachelet che venne ucciso dalle Brigate Rosse, che aiutava, si confrontava con le persone in carcere, anche con gli ex terroristi, proprio per aiutarli a fare un percorso introspettivo e riabilitativo. Quello delle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o alcol detenute è uno dei tanti problemi gravi nelle carceri italiane. Secondo l'ultima relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, gli ingressi in carcere di persone dipendenti da sostanze stupefacenti sono stati nel 2023, ultimo dato disponibile, 15.492, e cioè il 38% degli ingressi totali. Al 31 dicembre 2023 la popolazione detenuta tossicodipendente era pari a 17.405, e cioè il 29% delle 60.166 persone detenute. Quindi più di un ingresso in carcere su 3 ha riguardato un tossicodipendente, ed è un dato che sostanzialmente non varia dal 2016. È diminuita invece negli ultimi anni la quota di affidamenti in prova di detenuti dipendenti da sostanze o alcol. I tossicodipendenti rappresentavano nel 2013 il 15% dei beneficiari di una misura alternativa al carcere. Oggi la percentuale è scesa al 9,5%. Come spiega il sito Altalex, l'affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione, che, in omaggio alla funzione rieducativa della pena, mira a favorire, attraverso una minore compressione della libertà personale, il reinserimento sociale del condannato. Dice ancora Matilde Perego. In tutto questo contesto, però, ritornando a come funzionano le carceri in Italia, se l'impronta è un sistema riabilitativo, in realtà i dati non ci dicono questo assolutamente, nel senso che l'ultimo report di Antigone individua circa un sovraffollamento del 122%, quindi questo vuol dire che è praticamente impossibile gestire i detenuti e soprattutto ovviamente non ci sono abbastanza infrastrutture adibite al lavoro. In questo quadro ovviamente non c'è abbastanza personale, quindi ancora parlando di dati ci sono circa un agente penitenziario per 1,8 detenuti, che è pochissimo, e un educatore per 80 detenuti, che quindi capiamo bene che dal punto di vista dell'educazione non c'è molto che si possa fare, o comunque del sostegno, del supporto. Oltretutto è carente anche il personale medico e sociopedagogico. Immaginiamo che le persone che stanno in carcere spesso sono in delle condizioni di disagio mentale, soffrono di dipendenze, quindi hanno bisogno di un supporto che non gli viene dato.
Ma un altro dato molto significativo è quello della recidiva. La recidiva è quando si commette un nuovo reato una volta che si è usciti dal carcere, che in Italia è al 70%. Allora, in altri paesi europei comunque in generale la recidiva non è particolarmente bassa, nel senso che oscilla sempre tra i 40 e i 50. Però ci sono alcuni paesi come tipo la Norvegia e l'Islanda che di recente hanno registrato un tasso inferiore al 20%, quindi ci sono dei modi in cui si può abbassare questa recidiva, come ad esempio attraverso il lavoro. Il lavoro, però, quel tipo di lavoro che poi può proseguire anche fuori dal carcere, quindi anche dopo. Per fare questo ci sarebbe bisogno di una collaborazione maggiore tra gli enti pubblici e le aziende private esterne. Ma anche qui ci sono diversi problemi, nel senso che ovviamente c'è una sorta di stigma verso i detenuti e quindi è difficile per loro poi trovare lavoro una volta che escono dal carcere. E quindi in realtà il ragionamento è anche abbastanza molto logico. Loro escono dal carcere, si ritrovano esattamente nella stessa identica situazione in cui si trovavano prima di entrare in carcere e quindi si sentono, tra virgolette, costretti a commettere dei nuovi reati per sopperire a quella situazione di disagio in cui già si trovavano, e soprattutto nel carcere non hanno fatto nessun tipo di percorso riabilitativo. Torniamo al processo. Quando Terry Brun compare in udienza, è come detto molto tranquilla e lucida. Ha detto al suo avvocato Jacopo Pensa di essere felice di essere giudicata in Italia. Negli Stati Uniti, ha detto, avrei rischiato la pena di morte. Il South Carolina, lo stato da cui proviene Terry Brun, è uno di quelli negli USA in cui la pena di morte può essere applicata. È prevista per chi commette omicidio quando vengono riconosciute 10 circostanze aggravanti. Interrogata dai giudici durante il processo, Terry Brun esordisce dicendo: «Sono molto emozionata e avrò dei momenti di difficoltà a raccontare i fatti. Affermo che sono stata io a uccidere Francesco D'Alessio. Le mie intenzioni non erano di ammazzarlo o fargli del male, ma solamente di fargli paura. Avevo paura di Francesco per la sua aggressività». Continua: «Il mio primo incontro con Francesco è avvenuto quando è arrivato a una festa. Io mi stavo abbigliando in una stanza, lui entrò. Era molto eccitato, non so se fosse sotto l'effetto di cocaina. Subito mi ha chiesto se potevamo avere rapporti sessuali. Io mi sono rifiutata, sono inorridita. Sono uscita dalla stanza e sono andata dove c'erano tra gli altri Cabassi e Caccia. Durante la settimana dopo la festa ho avuto rapporti sessuali con Carlo Cabassi. In giro si diceva che avevo partecipato a un'orgia con 6 uomini. Dopo questo, in ogni festa, in ogni night dove mi recavo, c'era sempre Francesco. Le sue proposte e i suoi gesti nei miei confronti erano sempre molto violenti e volgari. Esercitava su di me non una violenza fisica, ma mentale. Poi ho incontrato Giorgio Rotti, non siamo usciti per un po' di tempo. La notte tra 25 e 26 giugno sono andata con Rotti, mia sorella donna e un suo amico al Caffè Roma. Siamo rimasti lì 15 minuti, poi siamo andati a Nepenta. Prima di quella sera erano 3 notti che non dormivo e ho preso molto alcol e molta cocaina. A Nepenta, racconta i giudici Terry Brun, arriva anche Francesco D'Alessio. Lei chiede a sua sorella di andarsene, dice perché mi faceva paura. Poi si sono sedute a un tavolo. Testuale dalla deposizione di Terry Brun. Quando parlavo con Giorgio Rotti, sulla sua spalla vedevo Francesco che simulava una masturbazione. Il presidente della corte fa a questo punto una domanda strana. La mano era nella tasca o fuori? Fuori, risponde Terry Brun. Era un gesto molto esplicito. Ancora testuale dalla deposizione. Più tardi, verso le 2, sono andata in bagno da sola e davanti al guardaroba c'era Francesco, che mi ha avvicinato e mi ha chiesto se fossi innamorata di lui. C'era sempre l'idea che non potessi stare con un solo uomo. Poi lei e Rotti vanno nel residence. Rotti chiede a Brun di restituirgli l'anello che le aveva regalato, dicendo che era un anello di matrimonio. Mi ha anche chiesto la collana che mi aveva regalato. Io ho pensato che era a causa delle insinuazioni di Francesco che Giorgio ha reagito così, disse Terry Brun. Giorgio Rotti va a dormire. Poi, continua Terry Brun, ho iniziato a fare un cruciverba, ma non riuscivo a concentrarmi perché la mia testa era piena di quello che era successo con Francesco.
Prendevo anche della cocaina e bevevo. Ho deciso di fare uno di quei giochi elettronici che Francesco teneva nel suo cassetto. Sono andata all'armadio dove teneva i giochi. Ho trovato la pistola. Sono andata a telefonare a Francesco perché volevo prendere coraggio di andare a parlare con lui. Il presidente chiede: l'arma le ha dato coraggio di fare questo discorso? Volevo fargli paura perché mi lasciasse stare. Poi Terry Broom telefona ad Alessio presentandosi come Anna e chiedendogli se poteva andare da lui. Terry Broom esce dal residence Principessa Clotilde. Prende un taxi ma sbaglia l'indirizzo e si fa lasciare in Corso Magenta un numero civico diverso da quello dove abita realmente D'Alessio. Terry Broom cammina verso l'appartamento di D'Alessio, si ferma in una cabina del telefono e assume nuovamente cocaina. Citofono e sale. D'Alessio chiede come mai. Terry Broom in inglese dice che voleva parlare con lui. D'Alessio risponde va bene. Poi continua il racconto fatto da Terry Broom in aula. Francesco è andato a un tavolo, ha preso della cocaina e me ne ha offerto. Io ho risposto che l'avevo con me e ho rifiutato. Poi ho chiesto di andare in bagno perché ero agitata. Ho passato un po' di tempo nel bagno, ho preso ancora cocaina. Poi sono tornata nella stanza. Credo di aver detto qualcosa a Francesco, ma ero piena di cocaina e non ricordo bene. A un certo punto Francesco è uscito dalla stanza e ha chiesto all'altra ragazza se c'era qualcosa da bere. C'era una bottiglia di whisky e ho bevuto dalla bottiglia. Poi non ricordo bene, l'ultima cosa che ricordo è che Francesco nel corridoio mi ha chiesto perché fossi andata da lui e se volevo avere rapporti con lui, che la presenza dell'altra ragazza non gli creava nessun problema e che se volevo lui poteva chiamare i suoi amici. Ho preso la pistola e ho sparato contro il muro per fargli paura. Francesco è venuto verso di me e credo volesse prendere il mio braccio. Io avevo la pistola in mano, stavamo lottando, è difficile ricordarmi bene quello che è successo. Una cosa che ricordo è che lui aveva la mano sul mio braccio e avevo la pistola puntata sulla mia testa. Penso che la pistola ha sparato di nuovo. A un certo punto ero sotto shock. Io stavo cercando di scappare da Francesco e a un certo punto ho visto Francesco cadere. Mi ricordo che nella stanza c'era la ragazza in ginocchio che mi diceva di non spararle. Io ho detto no, non capisco. Durante il suo interrogatorio Terry Broom ha detto spesso ero piena, riferendosi alla cocaina. La cocaina, i contenitori per la cocaina che alcuni dei protagonisti portavano al collo, chi la forniva, quanta ne forniva, saranno argomenti che saranno molto dibattuti a processo. Carlo Cabassi in aula, come riporta il Corriere della Sera del 13 giugno 1986, racconta di quella mattina. Sono entrato nel salotto e l'impressione che ho avuto era triste. Avevo l'amico che stava morendo, stava rantolando, un odore di chiuso di mozziconi di sigarette dipinti sulle pareti che non avevo mai visto. Sembrava che uno si fosse divertito a fare dei segni con la schiuma da barba. Sul tavolo una carta stagnola con della cocaina. Ho buttato via la cocaina nel gabinetto, non ho fatto altro. Ho cercato come di pulirne la memoria. Di Francesco D'Alessio dice, rispondendo a una domanda del presidente: mi risulta che Francesco, con tutto il rispetto e l'amore che ho avuto per questo amico, era un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Giorgio Rotti, in aula, racconta della sera nella discoteca Nepenta. Ammette di aver scaricato e ricaricato la pistola dopo che Terry Broom era tornata nel residence. Terry non era capace di scaricarla, questa cosa l'ho fatta io, stupidamente. Io speravo che non fosse successo niente. Ho visto 5 bossoli esplosi. Devono essere esplosi tutti e 5, come quando e perché, non so. Rotti afferma che Terry Broom gli aveva detto «Ho sparato a casa di Francesco». Il presidente della giuria chiede anche a lui di parlare dei suoi rapporti con D'Alessio. Conoscevo Francesco, anche se aveva questo rapporto nei confronti delle donne. Avevamo una mentalità diversa. Lui purtroppo era diventato piuttosto violento, non so se a causa della sua separazione dalla moglie, aveva questo senso di umiliare le donne nel modo di comportarsi.
A processo viene anche sentita Cheryl Stevens, la moglie di Francesco D'Alessio. Dice: «Sapevo che prima o poi sarebbe successo qualcosa in un ambiente del genere ed è per questo che me ne sono andata, per cominciare una nuova vita. Certo, non pensavo che si potesse arrivare a un delitto, non pensavo che mio marito potesse dare fastidio a una donna fino al punto di essere ucciso». Racconta di una trasformazione di D'Alessio. «Quando l'ho conosciuto era dolce, premuroso, attento. È stato l'ambiente di Milano a trasformarlo». Carlo D'Alessio, padre di Francesco, esordisce davanti ai giudici dicendo: «Qui mi pare che si fa il processo all'ucciso. Adesso, qualunque cosa sia successo a Milano, a sentire questi che vivevano sappiamo come, sembra che sia colpa di Francesco D'Alessio». Si riferisce agli amici del figlio. «Tutti quei cari amici non mi avevano mai detto che portava in giro la droga o prendeva a calci le donne. Solo delle sue scommesse sui cavalli mi parlavano. Mio figlio era un uomo dolcissimo. Potrei far vedere le lettere che mi mandava. Ci telefonavamo tutte le notti». La tesi dell'avvocato Alberto D'Allora, legale di Carlo D'Alessio, è che la versione di Terry Broom sia falsa, che qualcun altro abbia spinta a uccidere. Vengono citate scommesse sui cavalli, giri di soldi. Al termine del processo, il pubblico ministero Marco Maria Maiga chiede per Terry Broom 15 anni di reclusione. L'accusa configura il reato di omicidio volontario non premeditato. Chiede che vengano concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti. Per Carlo Cabassi vengono chiesti 2 anni e 8 mesi di reclusione per la cessione di cocaina e 5 anni e 4 mesi per Giorgio Rotti, per favoreggiamento e per cessione di droga. È di 15 anni di carcere la richiesta di condanna della pubblica accusa nei confronti di Terry Broom, la giovane modella americana che ha ucciso a colpi di pistola Francesco D'Alessio. Per quanto riguarda Terry Broom, anni 15 di reclusione. Il pubblico ministero, Marco Maiga, ha chiesto che Terry Broom sia condannata per omicidio volontario non premeditato e per il quale le attenuanti generiche devono prevalere sulle aggravanti. Terry Broom, ha detto il pubblico ministero, ha sofferto uno stato di dipendenza economica rispetto all'ambiente e agli amici che frequentava. Proprio contro questo ambiente e questi amici, tra dei quali imputati, il magistrato ha avuto parole molto dure, invocando 3 condanne per favoreggiamento e droga, 5 anni e 4 mesi a Giorgio Rotti, 2 anni e 8 mesi per droga a Carlo Cabassi. Alla richiesta di condanna a 15 anni, Terry Broom ha reagito così: «È meraviglioso per ora, spero per il meglio. La sentenza entro sabato». L'avvocato Raffaele Della Valle, legale di Terry Broom, cita nella sua arringa il romanzo Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Dice: «Dovrebbe essere questo il titolo di questo processo». Poi dice: «Terry Broom non è un'assassina, non lo è se si considera tale chi uccide volontariamente. Non è stata spinta da una volontà omicida. E non è un'arrampicatrice sociale, né, dice l'avvocato, una bella senz'anima. No, una donna con luci e ombre, all'apparenza spregiudicata, più incline a subire che ad aggredire. D'Alessio era un gigante buono che, umiliato dall'abbandono della moglie, si era trasformato in un uomo violento e arrogante. Terry Broom, dice ancora l'avvocato, ha sparato prima contro il muro, Francesco l'ha afferrata, c'è stata una colluttazione. Poi colpi, di cui 2 mortali. Dice Della Valle: Terry Broom è una persona che sembra viva, in realtà è più spenta dell'altra che ella, non volendo, ha spento. Sarà la vostra sentenza a ridarle luce. L'altro avvocato, Jacopo Pensa, dice: Terry e Francesco sono stati accomunati nei loro destini di persone infelici. E poi aggiunge: ogni donna ha il diritto di decidere con chi vuole stare e con chi non vuole stare. Al termine delle parole dei difensori in aula c'è un grande applauso. L'abbiamo detto, chi segue il processo a ogni udienza ha dimostrato sempre più simpatia nei confronti dell'imputata. Al termine del processo Terry Broom fa una dichiarazione. Vorrei dire che mi dispiace per Francesco. Se ci fosse modo di cambiare ciò che è accaduto, vorrei poterlo fare, ma è impossibile. Ora posso solo cambiare la mia vita, escludere la droga e maturare un po'.
Il 20 giugno 1986 Terry Brun viene condannato a 14 anni di reclusione. Carlo Cabassi ha 1 anno e 9 mesi per cessione di droga. Giorgio Rotti ha 1 anno e 10 mesi per cessione di droga e favoreggiamento. Claudio Caccia 4 mesi per falsa testimonianza. A Terry Brun è stata negata la semi-infermità mentale, ma sono state concesse le attenuanti generiche. Le attenuanti generiche sono previste dall'articolo 62 bis, comma 1 del Codice Penale. Non sono previste in un elenco preciso, ma sono indefinite. E cioè il giudice di volta in volta a valutare una serie di elementi con riferimento alla personalità della persona condannata, all'entità e alle modalità del reato. Possono essere, come nel caso di Terry Brun, la confessione fornita subito, il comportamento durante le indagini in processo, il pentimento, la scarsa pericolosità sociale. Permettono di ottenere uno sconto fino a 1/3 della pena. Non vanno confuse con le attenuanti comuni, che sono invece regolate da un elenco preciso. L'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, l'aver agito in stato d'ira, l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, l'aver cagionato nei delitti contro il patrimonio danni di lieve entità, l'aver riparato il danno mediante risarcimento o restituzione. Quindi per Terry Brun è stata decisa la pena minima prevista per omicidio, che è, senza circostanze aggravanti, da 21 a 24 anni di reclusione. Ed è poi stato applicato lo sconto di pena in base alle attenuanti. Terry Brun commenta la sentenza dicendo: è meraviglioso. Il giorno dopo, attraverso la sorella Donna, dice che vuole restare in silenzio, per rispetto nei confronti della famiglia d'Alessio. È Oreste Del Buono il giorno dopo su Corriere della Sera a parlare delle reazioni della famiglia d'Alessio. Guardavo Carlo D'Alessio, vicepresidente dell'Unire, impietrito, un concentrato di dolore e durezza. Pareva il solo nell'aula a poter testimoniare che era stato ammazzato un uomo, suo figlio Francesco, non un santo, ma una vita comunque, sangue, carne, ossa, nervi, cuore, che prima esisteva e poi non più. Durante la breve interruzione mi sono avvicinato. Che fa? Non mi ha lasciato parlare. L'ho vista congratularsi con Della Valle. Si sbaglia, gli ho detto, ha visto male. Ha avuto anche l'applauso quella, ha detto inasprendo la sua grinta. Qualsiasi parola era inutile, eppure era l'unica persona per cui parteggiavo nell'aula. Quello che aveva ricevuto il maggior dolore e continuava a subire le offese. Terry pareva davvero non esserci. Sedeva nella gabbia con le mani in grembo, la bellezza cancellata dalla faccia un po' animalesca. Del Buono concluse così il suo articolo. Sin dall'inizio la cosa più atroce di questo processo è stata la tendenza della gente comune ad ammazzare un morto e ad approfittare di una sopravvissuta per fantasticare di sesso. Le motivazioni della sentenza vengono depositate nel settembre di quell'anno. La Corte ha giudicato acuto e non cronico lo stato di dipendenza di Terry Brun, non ravvisando quindi una situazione tale da influire sull'imputabilità. Scrive la Corte, quella di Terry Brun fu una psicosi tossica di durata relativamente breve e risoltasi con il venire meno degli effetti della cocaina. L'aggravante della premeditazione è stato escluso perché, testuale, l'imputata al momento di uscire dal residence non aveva in mente un preciso piano omicida. Furono poi le frasi di D'Alessio: «Se non ti basto io chiamo gli amici», a far rievocare in lei i fantasmi del passato, e cioè la violenza subita a 15 anni. Terry Brun, è scritto nelle motivazioni, sembra aver vissuto uno stato crepuscolare, affidando all'emotività e al concatenarsi della situazione e degli eventi la sua condotta. Anche nelle motivazioni della sentenza si parla della diffusione della cocaina. Scrivono i giudici: la cocaina è status symbol, assunta sistematicamente in ossequio alle leggi del branco, offerta gratuitamente per rispondere ai doveri di ospitalità. Contro la condanna a 14 anni non presenta richiesta d'appello il pubblico ministero, che invece la presenta per gli altri condannati, Cabassi, Rotti, Caccia.
presenta appello il legale di parte civile, cioè della famiglia D'Alessio, e presentano appello agli avvocati di Terry Brun, che chiedono che venga riconosciuta la semi-infermità mentale e l'attenuante della provocazione, l'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui. Spiega l'avvocato penalista Luigi Dell'Aquila. Cioè, cosa fa la circostanza attenuante? Innanzitutto attenua la pena, quindi c'è una diminuzione del quantum di pena. È una circostanza attenuante comune, cioè si applica a tutti i reati previsti dal codice e dalle leggi speciali, ed è a effetto comune, cioè importa una riduzione di pena di 1/3. Quando però si può configurare, noi la possiamo esattamente andare ad applicare nel caso concreto? Quando ci sono due elementi, uno oggettivo ed uno soggettivo, uniti però da un terzo elemento, il cosiddetto nesso di causalità psicologica. E l'elemento oggettivo è il fatto ingiusto altrui, cioè la condotta del soggetto agente deve essere stata provocata dall'aver ricevuto un'ingiustizia che deve essere considerata, secondo la dottrina maggioritaria, esclusivamente la violazione di una norma dell'ordinamento. Quindi vuol dire che io ricevo un fatto che già di per sé sarebbe contralegge. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, che via via ha allargato le maglie di questa circostanza attenuante, bisogna considerare che si può applicare anche quando il fatto ingiusto altrui è contrario a regole morali, regole prassi sociali, ma che vengono attraverso un'indagine percepite come ingiuste dal soggetto agente. Quindi cosa c'è? Il fatto ingiusto è direttamente causato, cioè lo stato d'ira è direttamente causato dal fatto ingiusto, escludendo che condizioni psicologiche classificabili come meri sentimenti, la paura, l'odio, la vendetta, il rancore, possono in qualche modo essere annoverati nello stato d'ira e quindi nella circostanza attenuante. Se abbiamo paura e commettiamo un fatto di reato, seppur scaturito da un fatto ingiusto, non è sicuramente immediato che venga considerata questa circostanza attenuante. Nel processo d'appello del 1987 la pena di Terry Brun viene ridotta di 1 anno e mezzo e passa da 14 anni a 12 anni e 6 mesi. Scrisse il giudice nelle motivazioni della sentenza: proprio perché l'imputata conosceva gli effetti devastanti su di sé e sulla propria psiche della droga di cui aveva fatto largo uso in passato, ella non si curò di riprendere l'uso una volta giunta in Italia. Non fece nulla per essere più accorta, evitando per darsi coraggio di munirsi di un'arma carica, sapendo le debolezze dei propri freni inibitori. Nessun fatto ingiusto può giustificare una reazione così spropositata come la soppressione della vita altrui, tanto più se si tiene conto dei canoni morali di certi ambienti e di certi costumi, la verità di certi accadimenti che poi hanno generato certe voci, indubbiamente poco piacevoli sul conto dell'imputata, che aveva, per così dire, accettato il bene e il male di quell'ambiente corrotto e marcio. Ma aggiunse anche che D'Alessio era stato vittima di se stesso, più che della Brun. Vengono confermate le pene per Cabassi e Rotti, Caccia viene prosciolto per sopravvenuta amnistia. L'avvocato Carlo D'Alessio, il padre di Francesco, non è soddisfatto. In un'intervista data a Emilio Fede nel 1989 su Rete 4 mostra dubbi e sospetti. Non è convinto che sia stata Terry Brun a uccidere il figlio. Non è possibile, sostiene D'Alessio, che 2 dei 5 colpi esplosi siano stati sparati con precisione e abbiano raggiunto alla faccia e al petto mio figlio, e che la stessa mano abbia poi mancato così clamorosamente il bersaglio con gli altri 3. I suoi sospetti si concentrano sul giro di conoscenze del figlio. Ipotizza che qualcuno volesse vendicarsi di Francesco. Disse l'avvocato Raffaele Della Valle. Le sentenze, devo dire, sono state abbastanza eque. Tentavamo di ottenere la provocazione e non l'abbiamo ottenuta. In appello abbiamo, a mio giudizio, giustamente ottenuto la diminuente
della semi-infermità mentale, di talché la pena definitiva, anche in considerazione che poi abbiamo usufruito di 1 anno di condono, è apparsa abbastanza equa. E questo è ciò che disse Claudio Sciarra, avvocato della moglie di Francesco D'Alessio, Cheryl Stevens. Francesco D'Alessio ha avuto sicuramente una sentenza che non gli ha fatto giustizia né i familiari di lui né soprattutto la moglie, perché non si è voluto approfondire sulle effettive responsabilità, su quelli che erano i mandanti morali dell'omicidio, perché la povera Terry Broom era una ragazza di campagna che aveva la sorella Donna Broom più famosa, era venuta in Europa dall'America per cercare successo, invece era finita in un ambiente amorale, sicuramente non commendevole, e venne spinta da qualcuno a sparare ad D'Alessio. Il 22 febbraio 1992, dopo essere stata detenuta in carcere per quasi 8 anni, Terry Broom viene scarcerata. Ha avuto sconti per la buona condotta tenuta in carcere. Sono cambiata, dice nello speciale pubblicato a puntate sul settimanale Oggi. Ma non potrò mai dimenticare che ho ucciso un uomo. Sono un'assassina e lo ricorderò per tutta la vita. Dice che chiede solo di tornare nell'ombra e di restare una cittadina anonima, come tante. In quei giorni c'è una polemica. Si parla di una fallita compravendita di un'intervista a Domenica In, che poi non ci sarà. Il conduttore di allora, Pippo Baudo, dice che era stata la ragazza a proporsi a pagamento e che lui avrebbe detto di no. Diversa la versione dei legali di Terry Broom, che dicono essere stata la trasmissione a contattarli. Abbiamo rifiutato perché avevamo già un accordo con un noto settimanale. Terry Broom sale sull'aereo e torna in South Carolina. Dice il suo avvocato Jacopo Pensa. Devo dire che ho seguito Terry in tutto il suo percorso carcerario, posso dire fino all'aeroporto, quando l'ho riaccompagnata negli Stati Uniti in pratica, nel senso che l'ho imbarcata sull'aereo. Terry non solo si è pentita, ma si è finalmente reso conto del disvalore di tutta la sua condotta e quindi posso dire che era una ragazza ritrovata quando ha finito di scontare la sua pena. Poi di Terry Broom non si parlò più e l'omicidio di Francesco D'Alessio venne più o meno dimenticato. Si smise di parlare di quell'ambiente milanese che il giudice del processo d'appello aveva definito corrotto e marcio. Giorgio Bocca parlò di un mondo di uomini che sfruttavano le donne, di uno spettacolo di impotenza senza eroi o eroine. Cessarono i moralismi superficiali e poi iniziò la celebrazione dei mitici e leggeri anni '80. Avete ascoltato la nuova storia di indagini sull'omicidio di Francesco D'Alessio, avvenuto a Milano il 26 giugno 1984. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.